Siamo a Barumini in occasione dell'11ª edizione dell'Expo del Turismo Culturale in Sardegna. Qui con noi c'è Graziella Frau, reduce da una vittoria importante in un concorso internazionale. Graziella, vuoi raccontarci di questa esperienza? Certo, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto questa esperienza è stata un'esperienza unica, perché sono partita soltanto per andare lì, per poter toccare la mano a grandi campioni, diciamo. Non speravo neanche di vincere. Invece ho toccato la mano ai grandi campioni e ho vinto pure. È stata veramente una bella soddisfazione per te. Ci racconti che cosa hai portato, quali sono stati i tuoi lavori? Io ho portato la Sardegna, non ho portato innovazione, ma ho portato solo le tradizioni sarde. Il pane carasau, pane zicchi, pasta dura, diciamo, non era che andiamo l'origa che si dà nel periodo per i defunti, diciamo. Quindi E tradizionale. poi, sì. E il pane decorato che è il mio cavallino di battaglia. Esatto, diciamo. perfetto. Senti, ma hai portato anche dei dolci? Sì, ho portato dei sospiri decorati. Non ho portato, li ho fatti lì Li hai direttamente. fatti lì? E che reazioni hanno avuto? Erano fantastici perché erano in miniatura, hanno pesato 9 grammi e i pani a proposito erano 40 grammi, erano veramente mignon. Ho fatto la gallinella sarda, tutta rivestita di cioccolato perché la base doveva essere il cioccolato, dentro era cioccolato e pompia. Ecco, poi, che è tradizionale della tua zona, certo, quindi un si altro miscola. prodotto di altissimo livello, Certo. che fa conoscere la Sardegna come terra d'eccellenza. I prodotti che tu hai portato in occasione di questo concorso internazionale, Sì. cosa Ho c'era? portato oso sprezioso sempre alla pompia, come le gallinelle, e poi le ricottelle, diciamo, le casatine, no? Tipo le pardure che ci sono qui nella zona dell'Oristanese, del Cagliaritano. Della Marmilla, certo. sì. Da noi sono più basse delle pardure. Quindi insomma tutti questi Sì. preziosi che hanno riscontrato un grande successo. Sì. Tu lanci un messaggio importante con i tuoi lavori. Tu dici che l'arte, questo tipo di arte, appartiene a tutti e va condivisa. Certo. Quindi qual è secondo te il vero spirito che dovrebbe unire chi lavora nelle pasticcerie, almeno in questo settore, certo. e nella panificazione sarda? Allora, innanzitutto premetto che tutti i sardi, è raro un sardo che non sa decorare o fare dolci o fare pane. Comunque ce l'ha in famiglia, ecco, ha visto, certo. ecco, se non l'ha fatto direttamente, Certo. ha la tradizione familiare. Perciò io penso che non ci deve essere un'arte che appartiene solo a una persona, assolutamente, è un'arte che appartiene a tutti, appartiene a noi sardi, perché in realtà sono dei simboli sardi nostri, che stanno nelle casapanche, che stanno in tanti oggetti di artigianato sardo, li abbiamo visti ormai anche qui al museo. Certo, tanti espositori anche qui. Certo, appartengono a tutti, è un'arte che appartiene a tutti. Insomma, Graziella, quindi il primo di una lunga serie, speriamo tu continui con il tuo lavoro. E siamo noi che ringraziamo te e ti diamo un abbraccio.